Eccoci, pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui, come ben sapete, rispondiamo alle tantissime domande che continuate, per fortuna, che continuate a mandarci sulla storia universale. Cuffia, microfono e con me Davide Savelli con le domande di oggi. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Oggi puntata sulle difficoltà di comprensione nelle altre epoche. Cominciamo con Leo da Terni, che scrive: Gentile professore, nella sua conferenza a Sarzana del 2023 lei ha spiegato come i crociati e i bizantini si capissero un po' a gesti e la cosa mi ha un po' stupito. Immaginavo che i crociati non capissero il greco, ma che un niceta coniata, cioè un noto politico e scrittore dell'epoca, non sapesse il latino, o peggio che i crociati non parlassero in latino, mi ha incuriosito e quindi volevo chiederle: è vero che l'uso del greco in Occidente scomparve relativamente presto, ma in Oriente l'uso del latino scomparve mai del tutto? Allora, sì, la conferenza di cui parla Leo era era il racconto della quarta crociata, quindi di quando nel 1204 i crociati, per una serie di vicende, anziché andare a invadere l'Egitto come avevano progettato di fare, finiscono a conquistare la capitale cristiana dell'impero bizantino, appunto Costantinopoli. Ora, è vero che quel momento è stato un momento di incontro e di scontro fra due civiltà che avevano sempre mantenuto dei rapporti, ma che si erano sviluppate in direzioni comunque molto diverse e che non si amavano per nulla. In particolare, appunto, mentre i crociati francesi e veneziani, più i francesi, i veneziani erano un po', come dire, più abituati al mondo greco-bizantino, lo conoscevano meglio, ma per i francesi questi greci sono proprio degli estranei, dei traditori nati, gente incomprensibile e spregevole, mentre invece per i bizantini, che si guardano bene dal chiamare se stessi greci, chiamano se stessi romani, sono gli occidentali che sono barbari, violenti, avidi, ignoranti. E Niceta Coniata, che appunto è questo grosso personaggio della Bisanzio dell'epoca che ci ha raccontato questa vicenda, non nasconde appunto il fatto che con questa gente è veramente difficile avere rapporti. È interessante fra l'altro che lui li chiama sistematicamente gli occidentali. Oi af esperas, quelli venuti da Occidente, e gli occidentali sono appunto violenti, intrattabili, ecco. Dopodiché è strano come nelle fonti che raccontano questo incontro duro, faticoso, ma comunque prolungato fra questi due mondi, di interpreti non si parla quasi mai. Se ne parla in particolare in un momento quando succede che, essendo entrati a Costantinopoli, i crociati vanno a trovare, che sono quasi tutti francesi appunto, vanno a trovare una principessa francese che tanti anni prima aveva sposato un imperatore bizantino. Si chiamava Agnese di Francia, figlia del re Luigi VII, aveva sposato l'imperatore Alessio II. Poi quando l'imperatore Alessio II era stato ammazzato dal suo rivale Andronico Comneno, lei aveva sposato il rivale, che aveva appena ammazzato il marito. Poi è morto anche Andronico, lei è rimasta comunque vedova ancora a lungo a Costantinopoli. Quando arrivano i crociati, i baroni francesi dicono c'è la principessa Agnese, andiamo a trovarla. Vanno a trovarla e lei li riceve malissimo. È scocciatissima che siano arrivati a Costantinopoli e sostiene di non sapere il francese. Per cui gli fa parlare tramite interprete che i cronisti dei crociati, che scrivono in francese antico, chiamano il latimier, cioè quello che sa il latino. Però dobbiamo stare attenti, perché il latino per loro non è necessariamente il latino come lo intendiamo noi. Latini sono tutti loro. Latine sono tutte le lingue che derivano dal latino, in quanto contrapposte al greco. Ci sono i greci, ci siamo noi latini. Quindi non vuol dire che il latimier parlava in latino con Agnese. Parlava in francese e greco, perché lei rifiutava di parlare francese. Quanto a Niceta, tutti i suoi rapporti con i crociati fanno capire che lui non si capisce con loro, a meno che non ci sia qualcuno, specialmente tra i veneziani, credo, che, dice Niceta, parlava un po' la nostra lingua. Quindi lui assolutamente non è in grado di comunicare con loro. Che non sappia il francese non sarebbe strano, ma è pieno di ecclesiastici fra i crociati, che sanno ovviamente il latino, che sarebbero perfettamente in grado di parlare con lui in latino. Quindi evidentemente anche Niceta il latino non lo sapeva. Ma non è così strano però, ecco, perché il punto della domanda di Leo appunto è che è un po' sorpreso che questi romani d'Oriente avessero dimenticato il latino.
Ma la verità è che il latino non gli serviva mica granché. All'inizio dell'impero bizantino, nei primi secoli, allora c'è ancora molta tradizione dell'impero romano occidentale. Per dire, quando l'imperatore Giustiniano fa scrivere il diritto romano, no? Il codice di Giustiniano, il Corpus Iuris Civilis, è tutto in latino naturalmente. Però ben presto nei tribunali dell'impero cominciano a usare traduzioni in greco, perché l'originale latino non lo capisce più nessuno. L'esercito per un po' di tempo continua a usare i comandi in latino perché è difficile cambiare le tradizioni militari e quindi certi ordini vengono dati con formulette latine. Ma sto parlando del VI, VII secolo, poi ne passano tanti di secoli e il latino sparisce nell'impero d'Oriente, ma anche perché tutta la letteratura scientifica, tecnica importante, in realtà era in greco. Se avevi la cultura in greco, potevi tranquillamente pensare che di quella in latino, con l'unica eccezione della sfera del diritto, per l'appunto, ma per il resto non ne avevano mica bisogno sostanzialmente. Quindi non è così strano. Mentre invece il latino, ecco, visto che parliamo di questo, diciamo ancora una cosa. Noi siamo abituati a pensare che nel Medioevo si scriveva in latino, certo, d'accordo, e quindi è chiaro che i chierici e i dotti sapevano il latino. Facciamo un po' più fatica a immaginarli che si parlano in latino. E invece lo facevano assolutamente, ma non solo nel Medioevo. In realtà si è continuato, fra stranieri colti, si è continuato a parlare in latino quando ci si incontrava, ma ben oltre il Medioevo. E lo dico perché mi è capitato di recente. Io ho dedicato gli ultimi mesi a leggere i 10 volumi del diario di un inglese del 600 che si chiama Samuel Pepys, scritto Pepys, io ho scoperto adesso che si pronuncia Pepys, ma comunque Samuel Pepys, che era un alto funzionario del Ministero della Marina nell'Inghilterra degli anni 60 del 600 e che per 10 anni tiene questo meraviglioso diario, tutti i giorni, raccontando tutto quello che gli passa per la testa, la gelosia per la moglie, le bustarelle che riceve al ministero, gli intrighi di corte, le amanti del re e le sue amanti, fa sesso in giro quando capita e lo racconta nel diario, straordinario. E una volta è in Olanda, in viaggio ufficiale, e ha un incontro con un ammiraglio olandese e devono discutere, e l'ammiraglio olandese non parla inglese e non parla neanche francese, però parla latino. E Pepys, che è laureato a Cambridge, sa perfettamente il latino e lui e l'ammiraglio olandese parlano in latino. Siamo nel 1660 e rotti ed è ancora considerata una cosa normale. C'è poi la domanda di Francesco da Prato, che è una curiosità, diciamo, un po' modello classifica, che però in effetti è intrigante. Leggo. Riflettendo su quante volte le incomprensioni giochino un ruolo importante nelle relazioni, vorrei chiedere al professor Barbero quali sono, a suo parere, le incomprensioni più bizzarre e stravaganti che hanno impattato in modo rilevante sul corso degli eventi. Ce ne sono diversi di casi, anche se non così tanti quanto penseremmo, perché in effetti, come dire, voglio ribadire la cosa che ho detto all'inizio, perché è una cosa a cui di recente mi capita spesso di pensare. Effettivamente, in passato, in generale, il tema della difficoltà di capirsi fra stranieri che parlano lingue diverse non è praticamente mai messo in evidenza. In generale, la gente del passato dà per scontato che in un modo o nell'altro ci si capisce, e anche gli autori che raccontano le vicende politiche, i cronisti, che magari entrano in tanti dettagli, ma il dettaglio di come si faceva a capirsi con gli stranieri non sembra interessare a nessuno, come se lo dessero per scontato. E anche le incomprensioni con risultati appunto drammatici ci sono, ma non sono poi così numerose. Ce n'è una che noi italiani dovremmo ricordarci e che vale la pena quindi di raccontare. Noi italiani abbiamo avuto per quasi un secolo un rapporto molto stretto e drammatico con l'Etiopia. L'Etiopia, alla fine dell'Ottocento, è entrata nell'orizzonte delle ambizioni coloniali italiane e ci è rimasta, come sappiamo, fino a Mussolini, alla guerra italo-etiopica, alla costruzione dell'impero. Le relazioni fra l'Italia e l'Etiopia sono state inizialmente dei negoziati politici con inviati italiani. Noi avevamo già una piccola colonia in Eritrea, con la sua capitale, il suo porto, Massaua, e da lì mandavamo esploratori e negoziatori verso l'Etiopia, che era un grande impero semi-anarchico, feudale si dice anche di solito, nel senso che
varie zone dell'Etiopia avevano i loro re, i loro negus, e poi uno di questi cercava di diventare negus negesti, cioè re dei re, imperatore d'Etiopia. E nel 1889 il conte Antonelli, ministro italiano, prende contatti con uno di questi re, Menelik, negus dello Shoa, una delle grandi regioni dell'Etiopia, e intavola negoziati con Menelik, il quale sta facendo carriera e presto diventerà imperatore d'Etiopia. Detto fra parentesi, io ricordo di aver letto una volta una lettera di Menelik a uno dei suoi ras, in cui gli racconta per l'appunto, dice: sono stato contattato da questi italiani che vogliono questo e quello, e dice testualmente: non mi sembrano gente seria. Detto questo, Menelik comunque alla fine accetta di firmare un trattato con gli italiani. Gli italiani gli propongono, come dire, appoggio internazionale. Voi siete un paese africano, arretrato, c'è tutto un mondo qui fuori e noi vi possiamo aiutare a orientarvi. In sostanza, gli italiani propongono a Menelik di assumersi la rappresentanza diplomatica dell'Etiopia nel mondo. Quando l'Etiopia deve negoziare qualcosa con altre potenze, ci sono gli italiani che possono fare da intermediari. E viene firmato un trattato, conosciuto in Italia come il Trattato di Uccialli, che è il nome italianizzato del luogo in cui è stato firmato. 2 maggio 1889. L'articolo 17 del Trattato di Uccialli, che viene ovviamente compilato nelle 2 lingue, in italiano e in lingua amara. In italiano l'articolo 17 dice: l'impero d'Etiopia accetta di ricorrere al governo di Roma per stabilire rapporti con altre potenze. Accetta di, nella prospettiva italiana, vuol dire si impegna a passare attraverso di noi. La versione in lingua amarica dice: l'impero d'Etiopia può ricorrere all'aiuto degli italiani. Questa differenza è cruciale. Io non so se si sappia, se l'abbiamo fatto apposta di mettere questa cosa. Comunque fatto sta che mentre gli italiani sono convinti che Menelik si è impegnato a non avere rapporti con altri paesi se non per il tramite dell'Italia, Menelik è convinto di poterlo fare se vuole, ma di non avere nessun obbligo. Il risultato è che quando Menelik allaccia negoziati con altri paesi europei, gli italiani gli dicono: non puoi farlo, hai firmato il trattato. Menelik dice: come ho firmato? Io non ho nessun obbligo. C'è un crescendo di insulti reciproci. Menelik denuncia il trattato 1893 e il governo italiano comincia a ragionare sul fatto che a questi etiopici bisogna dare una lezione e a mandare truppe, sempre più truppe, nella colonia eritrea, che poi nel 1896, come ben sappiamo, si addentreranno in territorio etiopico e verranno attaccate da Menelik e annientate alla battaglia di Adua. Leonardo ci scrive da Granada e la sua domanda riguarda la storia della traduzione. Scrive: come sono riusciti i popoli del passato a tradurre le varie lingue e a comunicare tra di loro? In pratica, chi ha iniziato il processo per il quale siamo arrivati al grado di traduzione che abbiamo oggi? Potrei immaginarmi una maggiore facilità tra lingue simili, ma tra lingue totalmente differenti, come per esempio tra le romanze o le germaniche o le slave. E poi, ci sono stati episodi della storia in cui la conoscenza e ignoranza in una lingua ha giocato un ruolo importante nello svolgimento di un determinato episodio? Leonardo ci scrive da Granada. Subito stavo per dire, arrivano veramente sempre da tutti i paesi le nostre domande. Ma poi Granada, come dire, non è un caso, credo, a questo punto, perché la Spagna araba ha avuto un ruolo decisivo per la storia della traduzione. Ora, in realtà tutte le curiosità che ci manda Leonardo non è mica così facile rispondere specificamente. Chi è stato il primo traduttore della storia? Viene in mente la stele di Rosetta, no? Con il suo testo in egiziano, in geroglifici e in greco. E sicuramente è molto importante il fatto che esistessero lingue internazionali in cui si poteva tradurre da tante piccole lingue, no? Che facevano un po' da crogiolo. Il latino, il greco hanno avuto assolutamente questo ruolo. Dopodiché, ragionando sulla storia delle traduzioni, appunto, in realtà la traduzione, perlomeno nel mondo medievale, che è quello che io conosco meglio, perché gli antichi non erano così interessati a tradurre opere letterarie o scientifiche di altri popoli, cioè si traducevano fra latini e greci.
fondamentalmente. Quello era il grosso tema. Poi nel mondo cristiano bisognava tradurre dall'ebraico i libri della Bibbia, ecco, ma magari ci avessero tradotto qualche opera, che ne so, appunto, dei Goti, qualche saga dei Longo. Invece no, non c'era questo interesse fondamentalmente. E invece nel Medioevo effettivamente cominciamo ad avere un mondo in cui nella cultura, nella vita culturale, le traduzioni sono una cosa importante e ci sono dei momenti cruciali. Appunto, in Spagna, dove ci sono tanti dotti arabi e tanti dotti cristiani che sanno il latino, c'è un grosso lavoro già dal XII secolo di traduzione dall'arabo in latino. E in particolare è interessante notare che uno dei primi testi arabi che si sente il bisogno di tradurre è il Corano, perché si vuole sapere che cos'è questa loro religione. Una volta capito che sta tutto nel Corano, che il testo sacro è quello, il Corano viene tradotto già nel 1143 per mandato di uno dei grandi personaggi della Chiesa cattolica d'Europa, cioè l'abate di Cluny, Pietro il Venerabile, che quindi ha questa funzione, diciamo così, di dirigere in un certo senso, no? La guerra propagandistica contro l'Islam, perché questo è, in questo caso non si traduce per interesse genuino o magari addirittura per affetto, al contrario, si traduce perché quello è il nemico e bisogna conoscerlo. Però poi con lo sviluppo delle lingue volgari la traduzione diventa un aspetto importante della vita culturale anche nel campo della letteratura. Bisogna dire che prima della traduzione viene la conoscenza delle lingue. Gli uomini dotti del Medioevo consideravano ovvio sapere tante lingue e non solo il latino, ma sapere le lingue volgari e poter leggere nella loro lingua i grandi autori degli altri paesi. Dante non viene tradotto subito, ma in realtà è conosciutissimo. A fine 300 Dante lo leggono i letterati inglesi, lo leggono i letterati francesi e lo citano. C'è quel passo di Chaucer nei racconti di Canterbury, quando prende di peso alcune narrazioni da Dante, la storia del conte Ugolino, e poi dice: se volete saperne di più, leggete Dante, il grande poeta d'Italia. Ora Dante non è tradotto in inglese in quel momento. Chaucer sta dicendo agli inglesi: leggetevelo, l'italiano lo saprete, no? Se sei un dotto lo sai. Dopodiché, però, invece, a un certo punto si comincia a fare delle traduzioni della Divina Commedia. E la prima, anche questo a noi ci può sorprendere, la fanno in latino. È un vescovo italiano, il vescovo di Fermo, che nel 1416-17 traduce in latino la Divina Commedia. A noi può sembrare un'operazione strana, invece di nuovo capisci la logica, Davide. Loro dicono: ci sono i dotti che sanno le lingue, benissimo, ma la gente che non sa le lingue straniere, che non sa lo svedese, che non sa l'italiano, come fa per leggere? Lo traduco in latino, lo possono leggere tutti. E questo è quello che a noi sfugge, visto che a noi il latino sembra una cosa esoterica, no? Poi però arriveranno nella prima metà del 400 la traduzione in castigliano, la traduzione in catalano. Lì di nuovo si vede la vivacità di questa Spagna, che non ha ancora spedito Colombo nell'Atlantico, ma che è già un paese di grandissima vivacità, insomma, ecco. Sforato alla grande. Vabbè, ci perdoneranno. Grazie a tutti e a risentirci. E per concludere questo episodio, un libro pubblicato da Bollati Borringhieri dal titolo I funamboli della parola, le traduzioni che hanno cambiato la storia, di Anna Aslanian, dove si esplorano in retroscena di astuzia, ambizione, eroismo e incompetenza che nel corso del tempo hanno avuto come protagonisti proprio i professionisti della traduzione, scoprendo fin dove alle volte può arrivare un semplice malinteso. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero
345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!